Terza puntata. Un'esperienza di condivisione e crescita prende forma durante le Olimpiadi e Paralimpiadi a Cortina, attraverso un progetto dedicato ai volontari. La vita in comune diventa occasione per sviluppare autonomia, responsabilità e spirito di collaborazione. Nella terza puntata si raccontano le storie di Alice, Stella, Irene, Gianmaria, Mirko, Dimitri e Gaia. Un percorso che valorizza le capacità individuali e rafforza il senso di inclusione e partecipazione. Mi chiamo Stella, ho 26 anni e abito a Asolo, provincia di Treviso. La cosa che mi è piaciuta di più, ce ne sono due di cose che mi sono piaciute di più. Stare in gruppo, aver potuto imparare una cosa nuova e stare in gruppo con tutti gli altri e aver visto un sacco di nazioni e atleti. Sono felice delle mie esperienze e me la godo fino alla fine con i miei compagni. Sicuramente la cosa che mi porterò a casa da Cortina è l'amicizia con i miei compagni che mi sono fatta, il rapporto che mi sono fatta con le mie compagne. Mi chiamo Irene, ho 28 anni, ne faccio 29 a aprile e vengo da Vittorio Veneto. La cosa che mi è piaciuta di più è il dialogo e il confronto tra di noi. Allora, mi chiamo Peruzzo Gianmaria, io abito a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, ho 30 anni. Quando ci alziamo alle 6, 6 e mezza, ci facciamo colazione. A mezzogiorno mangiamo, sì, e beviamo il caffè, alcuni vanno a riposarsi, alcuni vogliono giocare subito col puzzle. Ti ricordi che giorno dobbiamo farli? No. Non ti ricordi? Facciamo una cheesecake al cioccolato. Buona. Buona, buona. Tu vuoi aiutare? Sei capace di fare la cheesecake? No, provi guardo. Guardi? Sì. Dai, ci provi un pochino. Vabbè, ci provo. Ci provi un pochino, dai. Decidiamo il programma, cosa fare in giornata, ci andiamo a vedere qualche gare, se facciamo qualcosa di diverso, insomma. Per fare la spesa di solito andiamo tutti insieme, decidiamo insieme, facciamo una lista. Sono simpatici i ragazzi, sono simpatici e li adoro molto. Facciamo una bella lista della spesa e a chi è che non piace il risotto ai funghi? Compriamo i funghi? Funghi. Sì. La carbonara? Si può fare la carbonara. La paggetta ce l'abbiamo, però ci mancano l'uovo. Ok. La panna. Allora, Uova, spaghetti. Uova, gli spaghetti. Va bene. C'è qualcuno che desidera mangiare qualcos'altro, visto che è l'ultima settimana, che non abbiamo fatto magari? E di secondo cosa vi piacerebbe? Anche le salsicce. Le Salsicce. Le salsicce sono di montagna. Bravo. polente e salsicce. Puzzle in compagnia, fare i disegni e basta. Posto? Bravissima, bravissima.